abbiamo i dati che ci dicono che ogni anno circa 1.000 bambini vengono ricoverati nelle nostre pediatrie o hanno un accesso al pronto soccorso pediatrico, ma con degli impatti importanti, insomma, sulla salute dei bambini e anche delle famiglie. Questa campagna di prevenzione con questo monoclonale vuole effettivamente, insomma, dare una svolta e quindi permettere di prevenire questa malattia, prevenire quindi le bronchioliti e tutto quello che è correlato al virus iniziale. È chiaro che è una campagna su base volontaria, facoltativa, ma che noi cerchiamo di mettere in campo tramite le prevenzioni, i SISP, le pediatrie degli ospedali e poi i pediatri di libera scelta, per andare a contattare quelli che non intercetteremo direttamente nelle pediatrie dopo la nascita. Anche perché appunto per le bronchioliti non ci sono terapie in caso, insomma, di ricovero, serve l'ossigeno, quindi si riempiono gli ospedali del Veneto. Sì, l'abbiamo visto durante l'ultimo inverno, insomma, cosa è successo un po' in giro per tutta Italia, e quindi da qui non solo il carico, ma anche poi la non possibilità di riuscire a curare tutti, a andare in ordine con quelli che sono i ricoveri già programmati e quindi a rifare un po' l'organizzazione. Questo monoclonale è un monoclonale sicuro, un monoclonale che è stato testato in altri paesi e i risultati oggi danno sicuramente dei risultati molto molto positivi. Noi abbiamo calcolato di offrirlo a tutti i nuovi nati del Veneto, quindi 32.000 nati che ogni anno ci sono in Veneto, con una spesa di circa 8 milioni che si copre in parte anche con il risparmio che noi avremo rispetto alle degenze, quindi rispetto ai ricoveri, rispetto agli accessi ai pronti soccorsi pediatrici. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Ieri abbiamo sottolineato che è fatto divieto da un'ordinanza firmata dal sindaco Armelau di dare da mangiare ai piccioni. Dei gabbiani effettivamente non si parla, ma dove mangia uno mangia anche l'altro. Il divieto dovrebbe essere corroborato da una sanzione fino ai 500 euro per chi trasgredisce. Troppa la presenza del volatile, il cui guano peggiora le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi pubblici, oltre che il decoro urbano. I colombi, tra l'altro, se trovano una finestra aperta su una soffitta, tendono ad entrare, trovando rifugio, nidificando indisturbati. Alla Turati ci sono finestre rotte e una lasciata aperta. La presenza dei piccioni nei pressi è notevole. Potrebbero quindi aver invaso anche quale stanze a cui riescono ad accedere. Sarebbe il caso di controllare e rimediare agli eventuali danni fatti prima che la situazione peggiori ulteriormente. Infatti, gli interventi di ripulitura del guano potrebbero non essere sufficienti per ripristinare la stessa salubrità e decoro. Sarebbe quindi da verificare e prendere eventuali provvedimenti, visto che la stessa ordinanza richiede che i proprietari di edifici notoriamente frequentati dai piccioni sono tenuti ad impedire loro l'accesso, utilizzando reticelle o altri tipi di dissuasori, almeno quindi chiudendo la finestra e riparando quelle rotte. Chi non rispetterà il regolamento, afferma l'ordinanza, rischia multe che vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500. Della Turati la proprietà è del comune, una verifica quindi in tal senso ci starebbe. I piccioni a Chioggia hanno però un nemico naturale che sono i gabbiani, in centinaia questa mattina alle foci del Brenta, invadendo sia il cielo che lo specchio acqueo. Il motivo di una presenza così eclatante non la conosciamo, ma c'erano, e vederne così tanti non appresso a un peschereccio al rientro da una battuta di pesca mentre i pescatori preparano il pesce per la commercializzazione non è così usuale. Ad attrarli solitamente è comunque la presenza di cibo, magari nelle acque del fiume ne hanno trovato in abbondanza. Se per i gabbiani non ci sono ordinanze, per i colombi una ce n'è e vieta loro di dar da mangiare, sanzione dai 25 ai 500 euro. Basterebbe che i cittadini rispettassero tale ordinanza o che qualcuno la facesse rispettare. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Leggevamo su una pagina online Veneto Orientale Informazione un servizio datato 1 dicembre 2023 sul materiale ligneo spiaggiato messo a disposizione della cittadinanza. La mareggiata era quella a cavallo tra ottobre e novembre dello scorso anno, aveva provocato una notevole erosione del litorale di Eraclea, depositando un'importante quantità di materiale legnoso proveniente dai fiumi che lo hanno riversato in mare, le cui correnti lo hanno poi deposto sulle spiagge, più o meno la stessa situazione vissuta a Isola Verde, in parte a Sottomarina. A Eraclea il comune ha autorizzato i privati a prelevarlo attraverso addirittura un avviso pubblico riportato dalla stessa pagina di informazione che qui riportiamo a nostra volta. Ritenuto che tali materiali costituiscono impedimento alle operazioni di messa in sicurezza e manutenzione delle opere di difesa al mare, oltre ad essere intralcio all'accessibilità pubblica alle aree del demanio marittimo, si avvisa che il materiale legnoso spiaggiato a seguito di mareggiata è a disposizione a titolo gratuito dei privati cittadini per modesti quantitativi inferiori a 40 quintali, purché destinati ad esclusivo uso domestico non commerciale, come indicato nella circolare della Regione Veneto, protocollo 06 11 86 31 del 16/11/2023, di cui alla DGR numero 1 2022. Gli interessati dovranno preventivamente inviare comunicazione in carta semplice all'autorità competente regionale, la quale entro il termine di 7 giorni può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica o fornire prescrizioni al riguardo. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'attività può essere svolta. La circolare esce dalla Regione Veneto. Sottomarina e Isola Verde del Comune di Chioggia hanno avuto lo stesso problema che Eraclea ha provato a risolvere, dando ai cittadini la possibilità di prelevare il legno spiaggiato. Quella che stiamo vedendo ora è la situazione che si presenta agli occhi dei residenti e dei turisti che si accingono ad entrare alla spiaggia libera alla foce del Brenta, un ammasso di rifiuto ligneo non ancora raccolto a luglio iniziato nel pieno della stagione turistica. Il problema del non conferimento, ci hanno riferito, sembra dovuto alle misure della rampa e alla sua stabilità. Supporterebbe il peso di un camion carico di legname o sprofonderebbe mettendo a repentaglio la sicurezza degli operatori? Meglio non tentare, ma ciò non significa meglio non fare nulla e attendere che scompaia. Significa cercare soluzioni alternative. Via acqua, attraverso una chiatta, stabilizzare prima la rampa, poi procedere. Potrebbero essere due possibilità, ma anche raccoglierlo dove sia più semplice il successivo ritiro, viste le difficoltà attuali, o valorizzarlo facendo credere che sia un'installazione artistica. In questo caso però andrebbe controllato. Tra i rami contorti e intrecciati è stata recuperata una carogna in putrefazione, riconosciuta solo dall'odore che emanava. Quella era difficile farla credere parte dell'installazione. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Bene, allora questa mattina è domenica, il tempo purtroppo in giro meteorologico pare che ci sia stati temporali in giro, quindi c'è un afflusso di turisti, ci sembra un po' inferiore rispetto a domenica scorsa, però abbiamo una bella notizia e questa mattina più o meno attorno alle 11 al pronto soccorso è arrivata una coppia di marito e moglie, due ragazzi giovani, insomma lei era in stato di gravidanza proprio avanzatissimo e stava proprio partorendo e i sanitari del 118, tra cui
almeno un infermiere che aveva fatto il corso, quello di parto, non so la dicitura tecnica, ma quando insomma praticamente c'è un parto proprio immediato, e addirittura la ragazza, la signora, aveva la testa del bambino che stava proprio fuori praticamente, quindi se avessero portato il bambino, come è successo altre volte, di sopra al piano di ginecologia, avrebbero perso minuti preziosi e magari ci poteva essere qualche conseguenza, quindi il personale si è preso la responsabilità di farlo nascere qui appunto nella sala del pronto soccorso. Il bambino è nato, sta benissimo, lo chiamano Thomas, mi sembra aver capito, e sono Chiogiotti, quindi una bellissima notizia, congratulazioni alla mamma, al papà, ma anche appunto al nostro personale, e ricordiamo che diciamo che in questo, tra virgolette, c'entra o non c'entra, ma bisogna ricordare che c'è questo grande intervento della ASL3 Serenissima che si chiama Vacanze Sicure, che ha potenziato tutti quanti i pronto soccorso. Ci sono ambulatori a Isola Verde, oggi c'è l'ambulatorio mobile al campeggio Smeraldo, ci sono poi quelli alla Storia, all'Ascot e allo stabilimento balneare Stella Maris, e quindi diciamo nel panorama generale diciamo, per quanto riguarda la sanità, credo che sia una bella notizia. All'interno dell'ASL3 Serenissima c'è chi opera in maniera seria. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.